Io anzitutto vorrei davvero esprimere il più sentito ringraziamento per avermi invitato a prendere parte a questo appuntamento che è organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed è dedicato ad un'approfondita riflessione su una metodologia per una rilevanza strategica del turismo. Perché? Perché come dire, mi avvicino al turismo con la stessa curiosità e attenzione con cui questi primi mesi mi sono dedicato ai molti temi della cultura e perché sono convinto che proprio dal turismo ci verrà quella che è una delle leve principali per la crescita del nostro paese. Però partiamo un attimo da considerare dove stiamo. Beh, il 2012 è stato un anno di record per il turismo internazionale. Credo che per la prima volta nella storia gli arrivi internazionali nel mondo hanno superato la quota di 1 miliardo di persone. La crescita è stata del 4%. I dati italiani, come sapete, sino a giugno di quest'anno non erano particolarmente positivi. Le presenze internazionali sono state abbastanza costanti, forse sino a giugno c'è stato, i dati Istat ci dicono, una lievissima diminuzione dello 0,4%. Abbiamo avuto invece un aumento della spesa dei turisti stranieri. Sempre Banca d'Italia, nei dati presentati il 9 settembre, sul primo semestre, ci dice che i viaggiatori stranieri hanno incrementato dell'1,6% la loro spesa in Italia e quella giornaliera del 6,8%. Confermiamo la quinta posizione al mondo sia per il numero di arrivi che per le entrate da turismo internazionale. Riguardo alla domanda interna, i primi 6 mesi hanno, costante con gli ultimi anni, una contrazione. Qualcosa è cambiato nel mese di agosto, cioè per la prima volta dopo molti anni, e i dati sono ufficiali di Banca d'Italia, sono conosciuti da questa mattina, ma insomma ma già ieri sera incominciavano a leggersi, noi abbiamo un vero trend positivo iniziato quest'estate. E questo nonostante appunto le difficoltà delle famiglie, nonostante, come dire, una non chiara situazione politica, nonostante il fatto, insomma, a me piace sempre dire le cose con molta chiarezza, il fatto che anche questa scelta, secondo me molto indovinata, di avvicinare il turismo alla cultura che è stato fatto in Italia, come sapete questa non è una scelta casuale, ma viene da una richiesta forte che l'Europa fa di quelle che definisce le specificità del turismo. Quindi quando il governo si è trovato a rafforzare quest'idea di mettere il turismo vicino alla cultura, credo che non si potesse fare diversamente in Italia. Ma credo che sul turismo, appunto, nonostante queste difficoltà, insomma, stiamo ancora completando la vera integrazione dei due ministeri, ma ci arriveremo veramente in questi giorni. Credo, insomma, che in questo lavoro, come dire, veramente di esame, di ascolto che sto cercando di fare, insomma, ho molto apprezzato le relazioni che mi hanno mostrato una realtà di cui poi proverò anche lì a mettere sul tavolo alcuni temi di discussione. Mi sembra appunto che ci sia una costante che emerge in tutte le analisi che ho un po' letto e studiato, cioè che è davvero la domanda che fa l'offerta. Stiamo scoprendo un po' in ritardo quelli che sono alcune consolidamenti, alcune scelte chiare che la rete in questi anni ci ha dimostrato.
e insisto sulle potenzialità del mondo web perché sono convinto che il primo grande ritardo che va colmato nel nostro paese è proprio un ritardo digitale. I dati dell'osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano ci dicono, per esempio, che nel 2013 la dinamica delle vendite e-commerce B2C in Italia crescerà alla fine dell'anno del 17%, passando da circa 9 milioni e 6 di euro a oltre 11 milioni e 2. Sempre secondo questo studio fatto dall'Osservatorio di Milano, il turismo ha raggiunto un peso pari quasi del 50%, quello veicolato online, del totale di quelle che sono le fasce più giovani. Non solo, ma è il 48% del totale delle vendite di e-commerce effettuate in Italia. Questi due dati secondo me sono particolarmente importanti e da riflettere, quindi abbiamo, come dire, un turismo giovane che ricerca per un po' più del 50% il suo pacchetto turismo e la crescita totale dell'e-commerce italiano è caratterizzato dal 50% dedicato al turismo. Sono numeri secondo me importanti su cui riflettere e che ci fanno dire che noi dovremo investire molto in innovazione, sostenendo quei processi di ricerca tecnologica del sistema delle imprese. Ecco perché ho molto accelerato la definizione di quello che sapete era stato messo in piedi dal Ministro del Turismo che mi ha venuto prima di me, che era appunto questo piano strategico per il turismo. Noi consegneremo a tutte le organizzazioni una prima bozza di questa rivisitazione alla fine di questo mese. Questo per dare un segnale molto forte, ripeto, che il turismo sarà al centro delle nostre attenzioni e delle nostre strategie. Reti d'impresa. La rete è uno strumento estremamente flessibile, leggero, mi verrebbe da dire, che ben si adatta a forme di collaborazione fra soggetti che vogliono mantenere il controllo della propria impresa e che non devono necessariamente essere legate a realtà territoriali. Da un lato mi sembra emerga con forza la necessità di salvaguardare la specificità dei piccoli in un tessuto imprenditoriale che rende grande l'economia del paese, ma è altrettanto importante e opportuno dare vita e sostenere l'efficace sinergia delle reti d'impresa, così come sono state individuate dalle recenti leggi in materia di sviluppo. Credo però che vada trovato un equilibrio fra le specificità delle micro e piccole imprese e i nuovi percorsi dell'offerta turistica. Penso ad esempio quando noi discutiamo a lungo di quanta innovazione, di quanta tecnologia dobbiamo immettere nel turismo, a che ruolo può avere un portale dedicato alla possibilità di riconoscere in un logo marchio italiano la possibilità delle prenotazioni. E su questo stiamo molto ragionando all'interno del Ministero. Come è stato anticipato, il mio Ministero sta predisponendo il bando per finanziare con 8 milioni di euro le reti d'impresa. Destinatari di tali provvedimenti saranno proprio quelle piccole e medie imprese già consorziate o che manifesteranno l'impegno a costituirsi con un contratto di rete, ovvero come associazioni temporanee di imprese e consorzi. L'obiettivo che abbiamo con chiarezza definito è quello di accrescere proprio le capacità innovative su un programma comune di rete. Le proposte che verranno ammesse al cofinanziamento dovranno riguardare i principali sistemi di competizione e innovazione del sistema turistico, quali il marketing, la valorizzazione del territorio, l'ottimizzazione dei costi di fornitura e la capacità di penetrazione sui mercati esteri. Le attività oggetto delle nostre agevolazioni saranno quindi le iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese che fanno parte della rete, attraverso proprio la messa a sistema di quegli strumenti informatici di amministrazione, gestione, prenotazione dei servizi turistici
ma anche la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi. Siamo convinti infatti che oggi tutto ciò che la rete sta veicolando ha sì una grande proprio importanza nella presentazione di un oggetto, in questo caso appunto di un percorso turistico, ma di una serie di servizi connessi a questo percorso turistico. Mi permetto di sottolineare che quello che avviene in tutti i casi di successo della rete, quindi non ha una specificità nel turismo. E sempre per chiarezza devo dire che qui dobbiamo colmare gap che ormai accumuliamo da anni, no? Pensare soltanto a un fatto che io sottolineo sempre, dovunque vado, ma questo vale nella cultura come nel turismo, ma come dappertutto, che noi siamo l'ultimo paese del mondo che tende a personalizzare i suoi sistemi informatici. Cioè, mentre il mondo dal 2008 è andato avanti standardizzando il più possibile i sistemi, perché questo consente, come sapete, Apple ha ammesso per la prima volta nella storia del capitalismo, lo dico qui, c'è delle persone che molto più di me sono impegnate nel mondo delle banche, loro non riusciranno a fare un budget annuale. Non era mai successo, dal 1500 credo che non si era mai vista una cosa del genere. Hanno una visibilità a 6 mesi. Beh, pensate che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire correre dietro appunto a una macchina che aggiorna completamente i suoi sistemi? Se noi continuiamo tutti i ministeri italiani ad avere intorno qualcuno che deve interpretare e aggiornare i nostri sistemi proprietari, noi non avremo futuro, ve lo dico con chiarezza. E qui bisogna fare scelte molto chiare, molto forti, molto precise. Quindi prima grande scelta, innovazione. Non inventiamoci nulla, copiamo i sistemi migliori, adeguiamo i nostri sistemi a quelli standard. Seconda scelta, capire, studiare e importare in tutti i nostri sistemi quello che è il marketing. Nel mio ministero si sa molto poco di che cosa sia questa parola, mi sembra che fatichiamo in molte altre realtà, però guardate che abbiamo casi di eccellenza in Italia, che anche qui basterebbe imitare, penso a tutto il settore della moda, siamo maestri nel fare il marketing. È un marketing di qualità, è un marketing che usa l'innovazione. Sapete cos'è un CRM? Probabilmente sono questi grandi sistemi in cui appunto si depositano quelli che sono i profili degli utenti. I migliori sistemi del mondo sono posseduti, quando dico migliori dico per qualità. Noi riusciamo a sapere come è profilato un cliente in tutte le caratteristiche, appartengono ai grandi imprenditori della moda italiani. Noi riusciamo a mandare una cartolina il giorno del compleanno, riusciamo dopo 3 mesi a tornare sull'acquisto. Mi fa ridere che quando mi è capitato di confrontarmi su questa cosa qualcuno era meravigliato che conoscessi queste cose, ma è una mia curiosità perché credo che sono quelle parti di impresa che dobbiamo premiare in Italia. Noi riusciamo a sapere i figli in età scolare. Perché? Perché attraverso la loro scolarizzazione sappiamo anche quando stanno studiando l'Egitto e quando dobbiamo mandare una cartolina per farli partire in Egitto. Oggi non abbiamo nulla di tutto questo, le imprese di moda lo sanno. Io ho visto questa banca dati straordinaria che ha Bulgari, mi piacerebbe un giorno fare una dimostrazione per tutti gli amici imprenditori che lavorano sul turismo, beh, rimarrete come me senza parole. Cioè loro sanno esattamente i bisogni del cliente. E quando tu chiedi, insomma, il ragazzo che guida questa task force di Bulgari, che abbia 29 anni, gli chiedi come mai sono arrivati a questo, loro ti rispondono che la rete appunto ha le sue risposte migliori in quello che ti chiede, non in quello che offri. E quindi hanno completamente ribaltato il modello di business. Le caratteristiche dell'intervento finanziario che stiamo prevedendo comportano un importo di cofinanziamento di 200.000 euro per progetto di rete, ritenendo non ammissibili progetti che prevedono una spesa totale ammissibile inferiore ai 400.000 euro. Il finanziamento sarà concesso a fondo perduto nel rispetto del regime degli aiuti de minimis, secondo la definizione e le prescrizioni degli attuali regolamenti comunitari. È un primo passo questo che abbiamo fatto, a cui ne devono seguire molti, moltissimi.
Mi piacerebbe, ne ho parlato ieri sera col Presidente del Consiglio, arrivare presto a poter dire che abbiamo un pacchetto coerente di provvedimenti come è stato sulla cultura. E questo perché sono convinto che noi dobbiamo lavorare per sostenere la possibilità delle medie e piccole imprese italiane di integrarsi in rete, fare sistema, come è stato detto da chi mi ha preceduto, e favorire un prezioso trasferimento di competenze. Seconda parola magica dove innovazione è fare sistema. Non possiamo continuare a lavorare così, appunto, abbiamo un panorama totalmente frammentato. Dobbiamo tornare a stare seduti insieme, ascoltarci, imprese, enti locali, sistema bancario, lo Stato. Mi piace anche poter cogliere questa occasione per dirvi che finanzieremo e riattiveremo questo progetto Buone Vacanze, perché è uno strumento di turismo sociale importante, soprattutto in questo momento in cui dobbiamo molto aiutare le famiglie, molto creare e lavorare intorno a quello che dal primo momento ho chiamato un turismo consapevole, di qualità, che secondo me è il punto di forza del nostro Paese. Abbiamo trasmesso da 9 giorni, no, 10 giorni alla Conferenza Unificato Stato e Regioni il decreto che permetterà di assegnare buoni vacanza con un finanziamento di 5 milioni di euro. La Conferenza delle Regioni ci ha comunicato che esprimerà il proprio parere entro il 14 ottobre. Dobbiamo molto lavorare con le regioni perché dobbiamo trovare le migliori modalità per mettere a punto questo piano strategico e per davvero guardare avanti in un'ottica di grande ottimismo. È stato, come dire, ricordato in molte sedi questa grande opportunità che avremo dall'anno del turismo tra Italia e Russia, ma vorrei anche ricordare, concludo queste che sono proprio poche annotazioni su cui forse svilupperemo anche il nostro dialogo, è che noi ci stiamo avvicinando a quella che è veramente una data storica, che è Expo 2015. E credo che qui c'è da fare moltissimo, anche qui. Ne ho parlato con la Presidente della Regione, con Deborah Serracchiani, perché vorrei rafforzare questo legame tra il Ministero e la Regione, perché credo che questa Regione possa molto utilizzare Expo per valorizzare il suo territorio, le sue capacità, che sono capacità imprenditoriali, mettere a sistema il sistema imprenditoriale, il sistema turistico, questo straordinario patrimonio storico-artistico che preservate e tutelate così bene. Abbiamo parlato della possibilità di valorizzare il centenario della Grande Guerra come, secondo me, uno dei percorsi più affascinanti che ho visto, che è quello che riguarda le meravigliose fortezze veneziane. Credo, sono sicuro, insomma ci metterò tutto il mio aiuto, che è qualcosa su cui possiamo lavorare molto. Investire nel turismo vuol dire veramente creare grandi opportunità di crescita per il Paese. Vorrei insistere su questo. Noi dobbiamo davvero riuscire a partire da quest'idea su cui stiamo tanto puntando di tutela del paesaggio, e anche qui veramente ho di fronte una realtà che ha fatto moltissimo, come sapete il vostro piano paesaggistico sta per essere discusso con la nostra regione e questo consentirà un grande passo avanti. È, come dire, un segno di grandissima attenzione e di voler credere nel valore del paesaggio come capacità di attrazione turistica. Io chiudo veramente queste che erano delle poche annotazioni che però, come dire, spero vi dicano con la stessa passione con cui ho seguito proprio l'iter di questo pacchetto di misure sulla cultura, farò lo stesso sul turismo, raccolgo tutti i consigli che mi vengono e sono particolarmente grato al fatto che credo che questa sia la mia quarta volta che vengo in questa regione, segno non solo della vostra grande ospitalità, ma del fatto che
ritengo che come abbiamo fatto con Pompei per la cultura, dove abbiamo detto subito che dovevamo individuare un esempio di buone pratiche, di cambiamento di governo e di politiche nuove, mi piacerebbe fare con voi un percorso simile. Grazie.